attraversiamo la strada e andiamo alla Sumitomo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Polio Andrea e rappresento appunto la società Sumitomo Chemical Italia. È una società nipponica, è una società che è già presente in Italia da diversi anni, in quanto produce e commercializza prodotti per la protezione e per la nutrizione delle piante. Da quest'anno è iniziata anche un'ulteriore attività in un segmento come l'irrigazione con il prodotto Sumi Sansui. Sumi Sansui che cos'è? È una novità per quanto riguarda il mercato italiano, ma soprattutto anche il mercato europeo, perché praticamente unisce le caratteristiche di una classica manichetta con la tecnica di una irrigazione sovrachioma. Questo è in breve il Sumi Sansui. Potremmo definirla una microaspersione. Sì, una microespressione di qualità, diciamo, e che praticamente ha alcuni aspetti molto vantaggiosi per quanto riguarda sia la caratteristica appunto della maneggevolezza, sia appunto anche poi la irrigazione e la dispersione nel terreno. Se vogliamo elencare molto velocemente alcune caratteristiche principali che differenziano o comunque i plus del sistema di irrigazione, sicuramente il materiale con cui è composto, in quanto questo è un polimero di altissima qualità che ne consente l'utilizzo per più stagioni, quindi a differenza delle altre maniche usate solo una stagione per l'irrigazione, questo può effettuare fino anche 5 stagioni, quindi 5 anni. Questo sicuramente è un grandissimo vantaggio per quanto riguarda l'ambiente, in quanto si ha un minor, come Sì, dire... assolutamente, assolutamente. Che spessore ha questa manichetta? Allora, ha uno spessore che si parla di qualche millimetro, 2-3 millimetri, è un polimero molto forte che consente anche di resistere agli attacchi di insetti terricoli. È comunque un polietilene, È un polietilene, alta sicuramente densità sì. forse. No, non alta densità, è un polietilene normale, non ad alta densità. Ha la caratteristica che vengono effettuate tramite l'ASA che comunque grazie a questa tipologia di fori consente la formazione di una pioggia tra virgolette soft, caratteristiche fondamentali per non creare la crosta superficiale per quelle colture particolarmente sensibili o a seme piccolo che possono avere dei problemi per quanto riguarda la fuoriuscita e l'immersione dopo la semina. Diciamo che la microaspersione è una tecnica irrigua che noi diciamo, vedo molto utile soprattutto sulle insalate, sia le insalate da foglia, sia quelle in cespo, probabilmente anche altre culture, ma forse lì potrebbe essere il suo core business, come si usa dire. Assolutamente sì, è un sistema di irrigazione che si addice molto bene per quanto riguarda le colture a foglia, quindi a ciclo anche molto breve di raccolta. Ad esempio alcune ombrellifere come le carote e il sedano, possiamo poi impiegarlo anche sui tappeti erbosi, sui vivai, quindi sui vivai sia frutticoli e vivai normali, quindi utilizzo diciamo come dire, vivai per l'utilizzo di piante ornamentali, ecco, il termine corretto. Sì, perché E diciamo... anche bulbose direi. Sì, concordo, perché dobbiamo ricordare due aspetti secondo me individuati in questa tecnologia che voi proponete come, diciamo, come molto interessanti. Il primo è che ha un effetto già subito dopo la semina, se viene fatto, o il trapianto, nel senso che l'irrigazione è assolutamente su tutto il terreno. Sì. E il secondo è invece il contributo al microclima. Per alcune colture può avere un effetto praticamente di compensazione per le temperature particolarmente elevate e quindi consente sicuramente una gestione anche degli stress abiotici. Molto velocemente alcune caratteristiche, è un sistema che necessita di una microfiltrazione, è un sistema che funziona a delle barre basse, dai 2 ai 2,5, quindi non richiede delle pressioni particolarmente elevate e delle portate anche tutti e due, qui abbiamo i due sistemi, l'RY dalla vostra destra e il greenhouse alla sinistra, campo aperto e per quanto riguarda la serra,
con delle portate particolarmente elevate, si considera per l'R wide 1,46 litri al minuto e per il greenhouse 2,9, quindi molto veloci per facilitare e anche velocizzare i cicli di irrigazione. Perfetto. L'ultima cosa può essere anche un sistema che può favorire anche la fertirrigazione per quei concimi foliari dove possono essere utilizzati. Perfetto.